Bentrovati, ed è con voi che vogliamo riavvolgere il nastro di questa settimana, di quelle che poi sono le principali notizie e i temi trattati dalla nostra redazione giornalistica sia nei TG che negli appuntamenti di approfondimento. Quali sono i temi? Ovviamente ancora la diffusione del Covid, che per quello che riguarda la nostra regione in particolare desta preoccupazione, perché i numeri, con un altalenarsi, continuano a essere significativi. La nascita di nuovi piccoli focolai in diverse zone della nostra regione non fa stare tranquilli nessuno, ma soprattutto quello che noi possiamo continuare a dirvi finché poi definitivamente non ci sarà la possibilità di una cura attraverso un vaccino, che bisogna continuare a utilizzare quelle che sono le precauzioni, la giusta distanza tra le persone, soprattutto l'utilizzo di quelli che sono gli ausili che possono proteggerci dal diffondersi della pandemia, quindi la mascherina, ma quello che riguarda anche l'igienizzazione delle mani, soprattutto nel contatto e nel frequentare i luoghi pubblici. Queste sono preoccupazioni che ovviamente si riflettono sul mondo che viviamo quotidianamente, e tra le cose che dobbiamo riaffrontare è le riaperture degli istituti scolastici, ma anche degli istituti delle università, perché questa è una delle preoccupazioni più importanti in questo momento, e da lì poi tutto quanto il resto, perché il rischio, se non si rispettano ovviamente le norme e quelle che sono le disposizioni, e che possa veramente cominciare un diffondersi della pandemia che difficilmente poi sarebbe controllabile, soprattutto ci porterebbe diversi problemi. Ma c'è anche un caso politico, perché si vota in Italia, ci sono le tornate elettorali, si vota in alcune regioni, si vota in alcune città importanti. Per parlare di regioni parliamo della Toscana, dove c'è una sfida tra quello che è una storia politica importante di una regione, dove però ci sono degli sfidanti che sono convinti di poter ribaltare la situazione. E poi ancora, per quello che riguarda la Calabria, si parlerà anche di Reggio Calabria, perché la città metropolitana è chiamata al voto. Ma parleremo di diversi argomenti anche collegati alla Covid, soprattutto per quello che riguarda la scuola, ma lanciamo i titoli di questo numero. 7 in questo numero. Scuola. Sulla data d'inizio è guerra fra regione e comuni. Intanto i dirigenti preparano apertura anno scolastico. Parola d'ordine. Sicurezza. Maltempo in Calabria. Uragano Udine lambisce il Crotonese. Danni e allagamenti. Sanità. Decreto commissario. Niente interventi di tumore nelle strutture convenzionali. Cosenza. Contratto istituzionale di sviluppo. 90 milioni per rivitalizzare il centro storico. Legandoci quindi all'argomento che abbiamo trattato in apertura, e quindi il Covid, la preoccupazione più grande è quella relativa per l'appunto alle scuole. Un primo blocco di 2 servizi. Noi abbiamo proposto in Consiglio regionale il riavvio dell'anno scolastico per giorno 28, proprio perché c'è la necessità di sanificare i locali da parte degli operatori scolastici, e se si pensa che appunto le scuole sono chiuse per via delle elezioni dal 18 al 22 compreso, quindi avrebbero solo un giorno per sanificare i locali. Abbiamo fatto questa proposta, è passata in Consiglio regionale all'unanimità. Ora la Giunta dovrà necessariamente prendere in considerazione ciò che ha stabilito il Consiglio regionale. Da sé che sarebbe un fatto gravissimo che non si tenga conto che l'Assemblea legislativa della Calabria ha comunque dato un input, sentito non solo gli operatori del settore, ma anche le varie forze politiche che hanno raggiunto una sintesi. Fin qui le parole del consigliere Graziano Di Natale, ma in serata arriva puntuale il diniego dell'assessore all'istruzione della Regione Calabria Sandra Savaglio. L'apertura deve essere uguale per tutti, e visto che gli spazi destinati ai seggi sono di gran lunga la minoranza, si delibera per la conferma del 24 settembre come data unica di avvio. La doppia data per l'apertura delle scuole, il 28 settembre per le scuole coinvolte come seggi elettorali e il 24 per le altre scuole, proposta dal Consiglio regionale, non è percorribile, dice ancora la Savaglio. La chiusura differenziata causerebbe un'enorme e ingestibile situazione per via degli esami alla fine dell'anno e di plessi di uno stesso istituto con partenze diverse.
Abbiamo ascoltato le voci di altre rappresentanze del territorio, anche i capigruppo di maggioranza e minoranza del Consiglio, i quali, dimostrando grande senso di responsabilità, hanno convenuto che per tutti la data del 24 è il giusto compromesso. Nel caso dovessero succedere singoli ritardi, ha proseguito ancora l'assessore, che si possono presentare, possibile sempre anche in situazioni di vita ordinaria, si faranno provvedimenti singoli e motivati. La Calabria sarà pronta per il giorno che in tanti stanno aspettando con grandissima voglia di ripartire. Un'unica campanella per tutte le scuole calabresi suonerà nello stesso giorno per tutti gli alunni il 24 settembre. La Giunta regionale non ha accolto la richiesta del Consiglio che aveva chiesto di posticipare l'apertura degli istituti coinvolti come seggi elettorali. Sandra Savaglio, assessore all'istruzione della Regione Calabria, spiega così la decisione di non modificare e sdoppiare le date. Il 24 conferma, è stata dura, però diciamo che quelli che stanno lavorando sul serio la stanno mettendo tutta, lavorano dalla mattina alla sera tardi, notte. Ho incontrato adesso i ragazzi qui alla Regione della Protezione Civile che si stanno impegnando tantissimo, e quindi io spero che si riuscirà a entrare in classe il 24. C'è stato un problema tecnico, ci si era messi d'accordo da far slittare solamente i plessi che sono impegnati come seggi elettorali, ma fare le cose in due modi diversi avrebbe complicato troppo il calendario scolastico, quindi alla fine ieri abbiamo passato la giornata a convincere il Consiglio regionale a tornare indietro. Una decisione che naturalmente ha lasciato qualche strascico. Sentite Flora Sculco. Dimostra grande scorrettezza anche da parte dell'assessore Savaglio, perché noi consiglieri regionali apprendiamo dalla stampa questa decisione di ignorare completamente un indirizzo che era stato assunto all'unanimità dal Consiglio regionale calabrese, che non era nato così per caso, ma era giustificato da una valutazione, da una considerazione che voi tutti sapete bene e noi tutti sappiamo che in molti comuni calabresi si svolgeranno le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e in tutti i comuni calabresi comunque si svolgeranno le elezioni referendarie e quindi i nostri istituti scolastici saranno sede di seggio elettorale. Considerato che lo spoglio potrebbe protrarsi per ore, gli operatori che saranno al lavoro per rimettere in ordine, in sicurezza e sanificare le aule per la ripartenza dell'anno scolastico avranno solo poche ore a disposizione. Inoltre noi avevamo proposto la possibilità di considerare di posticipare appunto l'avvio dell'anno scolastico al 28, anche perché molti di noi consiglieri regionali che sono presenti sui diversi territori della Calabria avevano raccolto le preoccupazioni di tanti operatori, di dirigenti, di insegnanti, delle stesse famiglie preoccupate di un ritorno a scuola sicuro per i propri figli. Posto che i temi da dibattere tra maggioranza e opposizione in Consiglio regionale dovrebbero essere di ben altra natura, perché le preoccupazioni e soprattutto le emergenze per la nostra regione sono tantissime e sono molto importanti, cito su tutti ad esempio la sanità, che ve ne pare, i trasporti, che ve ne pare, il lavoro, che ve ne pare, ma il dato importante è che 4 giorni probabilmente non avrebbero chissà quanto sconvolto gli equilibri. È chiaro che chi sarà sede per le votazioni, quindi come seggio elettorale, quelle scuole che saranno coinvolte in tale operazione avranno delle difficoltà niente male per poter garantire l'igienizzazione seriamente fatta e la riapertura per il 24. Ça va sans dire perché comunque a questa decisione della Giunta regionale molti comuni della Calabria, in primis la città metropolitana, quindi Reggio Calabria, ma tanti altri comuni che hanno superato già la dozzina, si stanno ribellando e sostengono che le scuole non verranno riaperte per il 24, ma di questo ovviamente vi daremo notizia approfondita. Nel frattempo, visto che le scuole dovranno riaprire, cosa dicono i protagonisti, coloro i quali poi dovranno condurre in prima linea questa battaglia per la riapertura? Sentiamo questi due servizi.
operatori scolastici al lavoro a Cosenza. All'Istituto di Istruzione Superiore Lucrezia della Valle si mettono a punto gli ultimi accorgimenti per la riapertura dell'anno scolastico, prevista il prossimo 24 settembre, a meno di cambiamenti dell'ultimo minuto, e anche in questa scuola sono state rispettate le norme previste dall'emergenza Covid. Con la dotazione che avevamo dagli anni precedenti abbiamo cercato di predisporre gli spazi e attrezzandoli in maniera ottimale. Avendo un numero elevato di alunni ci siamo anche preoccupati di predisporre tutta la sicurezza per i ragazzi e anche per i colleghi docenti. Certo è un work in progress perché come lei ha visto abbiamo lavori da parte dell'ente locale della provincia che sta mettendo in sicurezza piuttosto che ci sta ampliando gli spazi e quindi stiamo lavorando giorno per giorno, ma credo che il 24 riusciremo comunque a partire. Ecco i banchi distanziati che anche qui come in altri istituti non sono arrivati in tempo come promesso dal Ministero. Lezioni in presenza e DAD sono le disposizioni previste. La dirigente ha previsto un primo periodo in cui le prime classi saranno tutte in presenza anche per farli adattare a questo nuovo percorso, a questo nuovo corso. Le classi dalla seconda alla quinta invece faranno una didattica a distanza per poi rientrare dopo la prima decina di ottobre, confidando nel termine dei lavori che comunque impegnano spazi, a far rientrare tutti però con modalità mista, cioè di gruppi classe divisi metà in presenza e metà in collegamento da casa. Quindi stiamo potenziando le linee di internet e wifi e tutte le classi sono dotate di collegamenti di LIM adeguate allo scopo. Come può ben vedere abbiamo proprio segnato la postazione dei banchi prevedendo, a parte la distanza fra le famose rime buccali previste dal Ministero, anche la distanza per le vie eventualmente di fuga, perché non dobbiamo dimenticare. Per quanto riguarda gli studenti disabili e le insegnanti di sostegno, ecco l'orientamento previsto dall'Istituto. I ragazzi disabili siano presenti sempre in classe, in maniera tale da dare loro l'opportunità di socializzare e quindi il docente sarà conseguentemente presente. Procederemo nei prossimi giorni a garantire la continuità per i colleghi che sono rimasti con noi e ad assegnare i nuovi casi ai colleghi che sono sopraggiunti. I banchi restano il primo vero tabù di questa riapertura delle scuole. In tutto il nostro paese sono in consegna, ma per fortuna molti dirigenti sono stati previdenti. Qui siamo all'Istituto Comprensivo Fausto Gullo di Cosenza e vedete, le aule sono pronte con tutte le restrizioni previste per ospitare gli studenti. Siamo pronti anche perché abbiamo lavorato molto, abbiamo impegnato le risorse che ci sono state assegnate in maniera anche preventiva, perché sin dal mese di maggio-giugno ci siamo preoccupati di acquistare una dotazione di banchi monoposto. Non sono stati molti perché voi sapete che l'utenza nostra è di 1200 alunni, ne abbiamo potuti comprare solo 350, ma li abbiamo equamente distribuiti rispetto alle esigenze dei singoli plessi in tutti i plessi, soprattutto nella scuola primaria. Non abbiamo avuto banchi ancora dal Ministero, li aspettiamo, speriamo che arrivino al più presto proprio per completare questa dotazione per tutti gli alunni. Ma anche le mascherine che il commissario Arcuri ha assicurato di consegnare in tempo debito a tutte le scuole d'Italia sono arrivate al momento in piccola parte e ognuno si è organizzato come ha potuto, utilizzando i risparmi per comprare i dispositivi di protezione individuale. La dirigente Filomena Lanzone ci spiega quali sono stati i percorsi intrapresi per favorire la riapertura, visto che la scuola è un vero e proprio banco di prova per la ripartenza dopo giorni della pandemia. La nostra situazione era una situazione abbastanza favorevole, sono stati necessari solo pochi interventi che non erano interventi di natura strutturale ma diciamo interventi di manutenzione leggera che si sono effettuati e sono stati eseguiti sia
soprattutto nei plessi di scuola primaria della scuola Falcone dell'infanzia di Viale Cosmai. Quindi so per certo, perché questi lavori li stiamo seguendo, che queste operazioni si stanno concludendo, e quindi il Comune è stato, devo dire, puntuale, nel senso che si è preoccupato di capire se le nostre richieste venissero soddisfatte, cioè ha monitorato continuamente l'esecuzione di questi lavori. La manutenzione purtroppo è stata deficitaria negli anni passati. In ogni caso è questa una scuola che non ha proposto all'utenza doppi turni, perché non era necessario, non ha richiesto all'utenza nemmeno spostamento di alunni in altri locali esterni alla scuola, per cui il lavoro che è stato fatto con le nostre risorse e con le nostre forze. Speriamo che vada tutto bene, perché comunque è sempre un momento difficile quello della ripartenza. Di necessità virtù quindi, e poi i singoli che si sono impegnati, perché sappiamo che in molti casi, come appena abbiamo sentito, che le nostre scuole in Calabria, ma in Italia in generale, scarseggiano di quella che è la manutenzione ordinaria, e soprattutto molti plessi scolastici si presentano con dei deficit strutturali che nel tempo poi, rispetto a una scuola moderna e che necessita di completamente spazi e predisposizione di spazi diversi, è in netto ritardo, ma questo sarà un banco di prove importante. Chiaro è che ovviamente le promesse del governo, considerando che oggi è 20 settembre, a 4 giorni dalla ripartenza della scuola, devono arrivare ancora i banchi in monoposto, devono ancora arrivare tantissime mascherine. Staremo a vedere, ma certamente, stando sul pezzo, ve ne daremo notizia. Cambiamo argomento e parliamo invece del maltempo che ha flagellato soprattutto la parte ionica in Calabria, perché è arrivato una sorta di uragano e ha lasciato dietro degli strascichi importanti, purtroppo. Acqua e fango, ecco la statale 106 interrotta questa mattina per una serie di allagamenti, il violento nubifragio che ha trasformato le strade in torrenti. Con non poche difficoltà per le automobili si è abbattuto in particolare su Isola Caporizzuto, che secondo quanto reso noto dagli esperti meteo è stata sfiorata dal sistema di tipo tropicale Udine che si è formato sullo Ionio. In poche ore dalle 7 di questa mattina si sono registrati danni e disagi. Caduti già più di 140 mm di pioggia, con un'intensa attività elettrica che vuol dire tanti fulmini. Il traffico della 106 è stato fatto passare dal centro abitato. Ragazzi, guardate la spiaggia delle Castelle. Ciao, non c'è più. Le onde lunghe fino a 2-3 metri hanno raggiunto le coste ioniche e al porto di Le Castelle il forte vento ha causato problemi per le imbarcazioni, alcune delle quali hanno rotto gli ormeggi e sono affondati. Sempre nella località turistica il fiume è straripato, travolgendo ogni cosa nei villaggi. E questo quindi è un caso ovviamente di quelli da definirsi eccezionali, questa è la formazione di un uragano, ma è chiaro anche che probabilmente se la manutenzione regolare sulle strade, la pulizia fosse stata fatta per tempo, probabilmente i danni non sarebbero stati così ingenti. Ma c'è un altro problema di cui vogliamo parlarvi, che è relativo ad una annosa maledizione che ovviamente è perversa sulla nostra regione, che è quella relativa agli incendi. L'Alto Tirreno Cosentino nella morsa del fuoco. Il fumo denso rende l'aria irrespirabile, ostacola la visuale. Vasti roghi a San Nicolarcelle e a Scalea. Il vento rende difficile il lavoro dei vigili del fuoco. In fiamme arbusti di macchia mediterranea, ma le fiamme a Scalea hanno lambito anche alcune abitazioni. Paura per gli abitanti della zona. Quest'uomo guarda dalla finestra le fiamme che avanzano minacciose, fiamme contrastate dall'incessante lavoro dei Canadair, degli elicotteri e delle squadre a terra dei vigili del fuoco.
In fiamme anche alcune pedane accatastate su questo balcone. Sono 4 gli incendi di notevoli proporzioni che hanno interessato la costa tirrenica cosentina. A destare maggiore preoccupazione il rogo che si è sviluppato tra Scalea e San Nicola Arcella. Le fiamme hanno raggiunto anche alcuni casolari e ricoveri per animali. Nella notte le fiamme hanno interessato anche l'area dell'ex Marlane che si trova tra Praia a Mare e Tortora. L'incendio di San Nicola Arcella in zona Marinella si è propagato intorno a luna di notte e ha interessato un'area molto vasta. Le fiamme hanno raggiunto Contrada Vannefora, dove i residenti hanno dovuto evacuare le loro abitazioni. Non si registrano feriti, ma i danni sono davvero ingenti, con migliaia di ettari di vegetazione andati in fumo. Ovviamente qui la considerazione va fatta perché la maggior parte di questi roghi che sono scoppiati in Calabria in questa estate sono di origine dolosa, il che probabilmente, io mi auguro, venga avviata una indagine da parte delle procure competenti, perché questa è qualcosa che va monitorato. È metodico il fatto che ogni anno succedano delle cose, quindi probabilmente chi è addetto a occuparsi di ciò, scavando, probabilmente potrebbe risalire anche ai motivi che ogni anno poi mandano in fumo decine e decine di ettari di macchia mediterranea, ma anche di boschi importanti, perché sappiamo che ci sono dei posti anche nella bellissima Sila che sono stati ovviamente lambiti e non poco da fuoco innescato per l'appunto da piromani e quindi di origine dolosa. Cambiamo argomento e passiamo invece alla pagina relativa alla sanità. La preoccupazione è palpabile nei corridoi delle strutture sanitarie dove donne già provate dalla neoplasia si imbattono insieme ai medici con le storture della burocrazia. I camici bianchi denunciano le conseguenze gravi del decreto commissariale. Anche noi qui a Villa del Sole siamo bloccati dal 15 agosto sulla patologia oncologica della mammella, sui tumori della mammella. È stato in pratica un decreto eccessivamente scrupoloso nel tener conto delle linee guida nazionali, che non sono proprio in questi termini. Le linee guida nazionali creano un percorso di diagnostico terapeutico, obbligano alla paziente di essere seguita nei centri di eccellenza dove possono essere fatte alcune cose e non negli altri centri, però a mio parere questo decreto è estremamente rigido e mantiene e non tiene conto delle realtà esistenti. Cioè ci sono strutture come la nostra in cui la patologia oncologica viene affrontata insieme, in congiunzione con l'ospedale di Cosenza. Le pazienti da noi operate poi fanno il loro percorso di diagnostico terapeutico finale presso l'azienda ospedaliera di Cosenza. Ora, aver bloccato gli interventi chirurgici crea delle confusioni, disordini e nello stesso tempo viene privata la paziente della libera scelta del paziente, del chirurgo da farsi operare. La richiesta è univoca, bisogna rivedere il documento e garantire il diritto alla salute. Ci sono delle situazioni un po' anomale nel decreto, ecco perché chiediamo ai commissari di rivederlo, di fare un aggiornamento su questa rete oncologica inserendo le strutture necessarie. Io qui ho il mio presidente che mi sta sostenendo in questa battaglia con molta tranquillità e serenità, facendo delle carte dei movimenti abbastanza seri. Queste donne stanno affrontando la battaglia contro il tumore al seno. A Cosenza hanno trovato importanti risposte nella clinica privata La Madonnina, affrontando un percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale e chirurgico. Ma adesso il decreto del commissario Cotticelli vieta le prestazioni chirurgiche per il trattamento del tumore alla mammella in tutte le strutture che non rientrano nella rete oncologica regionale e quindi negli ospedali privati convenzionati. Loro però non ci stanno, protestano per rivendicare il loro diritto di scegliere dove operarsi. Noi siamo qui per protestare civilmente e ripristinare quello che noi avevamo, perché noi abbiamo avuto tanto, abbiamo ancora bisogno e vogliamo anche che chi dopo di noi in Calabria avrà un problema tipo il nostro deve poter godere di questa grande risorsa, di questa grande eccellenza. Non è giusto che chi già provato dalla malattia debba per forza dover andare fuori regione.
perché c'è in ballo anche l'aspetto psicologico di queste malattie che sono davvero devastanti. Storie di sofferenza e di dolore ma anche di speranza, e si rivolgono al commissario Cotticelli e alla governatrice Santelli per rivedere una decisione che penalizza tantissime donne. Ho iniziato questo percorso il 12 dicembre con una semplice mammografia e una semplice ecografia che ha diagnosticato il mio tumore al seno sinistro. Poi mi hanno indirizzato dal dottor Mollo nella stessa struttura, perché c'è sempre la cosa multidisciplinare, e poi lui stesso con una semplice ecografia ha scoperto che c'era anche un tumore alla mammella destra. Poi mi ha fatto la biopsia e da lì si è vinto che c'era davvero il tumore, e ho cominciato a fare la chemioterapia a Paola, perché loro sono convenzionati con Paola. Dopo 6 mesi di terapia, arrivato il momento che mi dovevo operare, mi ha detto che praticamente non mi poteva operare in quanto c'è questo decreto che vuole dare le unità senologiche a Cosenza, a Reggio e a Catanzaro, e le strutture che tra l'altro è convenzionata, non è una struttura privata, e siamo rimaste fuori. Queste donne sono state eseguite negli anni dal dottor Francesco Mollo. Questa è la sala di diagnostica senologica con un mammografo di ultima generazione che permette di fare diagnosi precoci. Nella struttura ancora ecografia, attività interventistica diagnostica, la ricerca del linfonodo sentinella, un percorso che vede insieme l'oncologo, il chirurgo senologo, il chirurgo plastico, lo psicologo, ma adesso il percorso, dopo il decreto firmato dal commissario Cotticelli, si è interrotto. La situazione che si è venuta a creare, nonostante i miei sforzi per dire alle pazienti operatevi qui, che ci sono le breast unit, tutti quanti, non solo si sono viste respinte, perché giustamente erano, ma si sono viste anche in liste d'attesa molto infinite. Questi decreti eseguiti in tale modo possono solamente aiutare l'immigrazione sanitaria. E quindi si torna a parlare di immigrazione sanitaria con addirittura dei dati che vanno oltre l'allarmismo. Mi piacerebbe stare per un attimo solo nella testa di Cotticelli quando firma questi decreti e quando ancora oggi non si riesce a capire qual è la via giusta per ripristinare uno stato di funzionamento e di legalità di quella che è la sanità in Calabria. Probabilmente il commissariamento ha prodotto molti più danni di quando invece la sanità veniva amministrata direttamente dai calabresi, con tutti quelli che potevano essere ovviamente le cose migliorabili e soprattutto quelle da tenere sott'occhio e in considerazione. Allora probabilmente il fatto che la sanità venga restituita a chi poi amministra i territori dovrebbe essere una cosa sacrosanta, tant'è vero che il rapporto amorevole che si era stabilito tra Cotticelli e la Presidente Santelli è andato insomma un po' a farsi strabenedire con una poi comunicazione che la stessa Santelli ha mandato addirittura al capo del nostro governo. Speriamo che comunque si possa uscire da questa impasse, perché veramente la situazione è disastrosa e soprattutto mette in una situazione di angoscia e di ansia tantissime famiglie che in questo momento avrebbero bisogno di un diritto a curarsi, quindi di un diritto alla salute e alla sanità pubblica. Ma arriviamo alla fine di questo numero di Seven con un servizio che invece riguarda un contratto istituzionale di sviluppo di ben 90 milioni di euro firmato per la rinascita e il ripristino del centro storico di Cosenza. Ecco, questo è il momento esatto della firma del contratto istituzionale di sviluppo Cosenza Centro Storico, sottoscritto dal sottosegretario del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Anna Laura Orrico, il prefetto di Cosenza Cinzia Uercio, il sindaco Mario Chiuto, oltre alla Regione Calabria, la provincia e l'Università della Calabria. 90 milioni di euro che sono finalmente realtà per un centro storico come quello di Cosenza, fra i più belli d'Italia, ma che ha bisogno di tornare all'antico splendore. Appena nominata sottosegretario alla cultura avevo preso l'impegno di chiedere al ministro Franceschini la delega sui CIS dei 4 centri storici del sud Italia, in particolare per seguire quello di Cosenza. Avevo preso un impegno a febbraio quando ho incontrato
tutte le associazioni, le istituzioni di concludere la firma entro settembre per garantire che questo investimento non venisse perso. Oggi è il 14 settembre, quindi esprimo non solo tutta la mia soddisfazione ma anche l'orgoglio da cosentina per aver rispettato tutti gli impegni presi. Un giorno storico per la città di Cosenza, che avrà risorse concrete da utilizzare attraverso il finanziamento che servirà come occasione di rinascita culturale. Si punterà molto sulla cultura come strumento di educazione e formazione per costruire all'interno del centro storico un grande hub culturale che rilanci Cosenza come Atene della Calabria e come attrattore per chi vuole studiare, per chi vuole formarsi, per chi vuole fare impresa nel campo della cultura. Riqualificazione e rilancio, le parole chiave, e il sottosegretario nella conferenza stampa che si è svolta subito dopo l'apposizione della firma sul contratto svela tutti i passaggi attraverso i quali si è giunti a questa iniziativa importante per tutto il territorio. Il metodo di lavoro che ho deciso di adottare è sempre stato quello della partecipazione dal basso e dall'alto di tutti i cosiddetti stakeholder, ovvero i portatori di interesse, coloro che sono chiamati ad esprimere delle progettualità, delle idee, delle aspettative, dei desideri sulla riqualificazione, sul rilancio del centro storico di Cosenza. Il metodo partecipativo ovviamente è stato affiancato anche da un metodo continuo di condivisione, passaggio dopo passaggio di tutti gli sviluppi che venivano maturati di volta in volta. Le parole chiave sono hub, stakeholder, condivisione, belle parole, certo anche efficaci se vogliamo considerarle. C'è anche l'importanza della firma. Ora il punto è uno: monitorare come verranno realmente spesi questi 90 milioni di euro, perché potrebbero veramente far voltare pagina probabilmente a uno dei centri storici più belli dell'intero meridione italiano. Anche su questo ovviamente proveremo a seguire le vicende che succederanno da qui in avanti e a darvene informazione. Parlando poi di cultura, visto che abbiamo chiuso con il sottosegretario Anna Laura Orrico, ci sarebbe da preoccuparsi in relazione a quello che il governo sta facendo per le istituzioni culturali, per le compagnie teatrali, per i musicisti, per le produzioni musicali, per quello che poi è anche una lente di partenza del cinema, ma soprattutto per quello che poi riguarda gli spazi di socialità, perché è vero che probabilmente abbiamo saputo, legato anche agli internazionali di tennis, una riapertura fino a 1000 spettatori per quello che riguarda gli eventi sportivi. I paradossi sono tanti, però esistono tantissimi spazi teatrali e teatrabili che con le disposizioni ancora vigenti rischiano definitivamente di chiudere. Sono degli avamposti culturali importantissimi per quello che riguarda l'intera penisola, ma soprattutto per quello che riguarda anche la Calabria. Se pensiamo che si stanno realizzando dei progetti a bando e che probabilmente però non esiste una regola per far restare aperti con i criteri di ovviamente garanzia, perché sappiamo quanto è importante per evitare di diffondersi della pandemia, ma purtroppo qualcosa deve essere fatta e deve essere fatta al più presto. Noi siamo arrivati alla fine di questo numero di Seven, ovviamente vi diamo appuntamento per la prossima settimana, vi raccomandiamo ovviamente di stare sintonizzati su quello che è il 10 del digitale terrestre. Questa è TEN, 24 ore al giorno di informazione direttamente a casa vostra. Alla prossima!